Allora, signori, buonasera, è veramente un piacere trovarvi qui, perché dopo tanti mesi di chiusura chiaramente siamo felici che ci sia il pubblico all'Ateneo Veneto. Nel rispetto di tutte le regole anti-Covid, mi dispiace che vedete meglio di me insomma qual è la situazione, comunque ci sarà modo poi per rivedere la serata per quanti non sono riusciti a essere qui presenti nel nostro canale YouTube, perché faremo una ripresa dell'intera serata. E allora, siamo qui per parlare di una cosa davvero singolare. Noi tutti i giorni andiamo per strada, attraversiamo calli, attraversiamo campi, attraversiamo campielli. E non c'era mai nessuno che aveva pensato di catalogare questi campielli, di censirli. Ci ha pensato Franco Vianello Moro assieme a una compagine di amici. Giorgio Crovato, Franco Mancuso e poi c'è anche l'editore ovviamente Giovanni Di Stefano che ha creduto in questa iniziativa. Io non voglio tirarla tanto per le lunghe, vi dico solo che i campielli di Venezia sono 217 e quando diciamo in giro questo numero la gente spalanca gli occhi perché forse non ce l'aspettiamo che siano così tanti. Allora, visto che è stata un'impresa così divertente, così curiosa, lascio prima di tutto la parola al mio presidente, a Giampaolo Scarante, presidente dell'Ateneo, perché l'Ateneo ha dato il patrocinio a questa iniziativa assieme al Comitato di Venezia 1600, perché parlando di campielli e di Venezia non si poteva fare a meno, insomma, di ricordarlo in quest'anno così particolare. E quindi lascio la parola a Giampaolo Scarante. Parlo qua? Dal microfono. Buonasera a tutti, mi sentite? Credo di dover modificare un attimo il microfono. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui, per condividere con noi questo momento per noi importante. L'Ateneo Veneto ritorna alle sue manifestazioni anche in presenza con due eventi molto particolari, la mostra e la presentazione del libro che fra un poco avremo. Ho detto anche perché, come sa chi ci segue, l'Ateneo Veneto non ha mai cessato, non è mai stato silenzioso durante il lockdown. Abbiamo riversato su internet e sui canali web la nostra attività, siamo diventati così esperti e così bravi che adesso non la molleremo più, ma la affiancheremo alla nostra attività in presenza. Dicevo che sono due eventi un po' speciali, per noi importanti. La mostra che voi vedete in Sala Tommaseo, che resterà aperta tutto il mese, anzi ci sono 3 visite guidate e voi avrete il piacere di essere guidati dagli stessi autori, cioè da Giorgio Crovato, Franco Mancuso e Franco Vianello Moro, il 9, il 16 e il 23 settembre su prenotazione. E poi con la presentazione di questo volume. Allora, io vorrei spiegarvi alcune cose. Quando Giorgio Crovato mi ha parlato di questo, di questa possibilità, io ero alla ricerca di qualcosa che in qualche modo fosse coerente con questa nostra ripresa delle attività, ma che fosse anche coerente con tutto quello che ho fatto come presidente dell'Ateneo. Perché sapete, sono ormai 4 anni, io sto per lasciare la presidenza e ho seguito una certa linea di condotta e avevo piacere che l'Ateneo riprendesse secondo questa specie di filone, i giornalisti direbbero un mainstream, cioè una specie di fluido dentro il quale noi ci siamo mossi per questi 4 anni. E questa iniziativa, questo lavoro che è stato fatto dai 3 autori, ripeto, sono Giorgio Crovato, Fabio Mancuso e Fabio Vianello Moro, che sono stati assistiti ovviamente da chi ha pubblicato l'edizione Supernova e da chi l'ha sostenuto, l'Hotel Giorgione, che è qui presente. Ecco, tutto questo aveva delle caratteristiche che mi sono parse assolutamente coerenti con quello che vi sto dicendo. La prima qual è? È che si tratta di un evento molto veneziano, i campielli e i campi di Venezia. L'Ateneo è nel cuore di Venezia e ambisce ad essere la voce dei veneziani. Noi i campielli li conosciamo, i campi li conosciamo, è una platea di veneziani a cui parlo, no? Però forse li abbiamo un po' sottovalutati, perché il loro ruolo non è solo quello di rappresentarci la bellezza nella loro forma, chiamiamola architettonica, urbanistica, ma il loro ruolo è un ruolo fondamentale per la vita di una comunità. Noi siamo tutti veneziani qui, siamo tutti giovanissimi, però alcuni ricorderanno quando Venezia era una città più vitale, soprattutto in termini di giovani, il ruolo che avevano perlomeno alcuni campielli o campi veneziani, pensate a Campo San Bartolomeo, Campo San Luca, erano luoghi strategici per ritrovarsi, per programmare la serata o anche solo sapere di andare lì
e in qualche modo avremmo socializzato, avremmo trovato degli amici. Quindi vedete una loro funzione straordinariamente rilevante che viene messa in luce molto bene dalle annotazioni dell'urbanista professor Mancuso, ma anche da Giorgio Crovato, e che ha accompagnato Venezia in tutto il suo divenire. E questo è importante, il divenire di Venezia. Perché? Perché mi collego subito alla seconda ragione per cui credo che sia molto significativo questa sera avere Venezia nei Campielli come segnale di ripresa dell'Ateneo. Perché se uno legge Venezia nei Campielli, lo guarda queste bellissime immagini, le 10 gigantografie che sono esposte in Sala Tommaseo, ma anche le fotografie che trovate nel volume, e soprattutto i commenti, che sono molto acuti e intelligenti, guardate, sono molto ben fatti. Ma alla fine fa una considerazione, ed è la considerazione che è una considerazione, ritengo, che mi ha ispirato in questi anni, è stato il mio filo conduttore, e cioè che questa bellezza, queste pietre, questi sassi, queste cose, sono cose bellissime, ma che se non sono coniugati con la persona, l'umanità, una comunità che ci vive, che la tramanda, che la conserva, che l'aggiorna nel tempo, non sono grande cosa. O perlomeno restano solo dei sassi. Ecco, questa considerazione io mi sono molto ritrovato, perché noi in questi anni all'Ateneo abbiamo cercato di fornire, sì, i ricordi del passato veneziano, che sono sempre importanti e ci confortano molto, ma abbiamo cercato di spiegare, soprattutto di fornire strumenti per la comprensione del presente e cercare di pianificare il futuro. Ecco, questa è stata la nostra linea d'azione. Voi direte, e in questo non ci siamo uniti a tutte quelle voci, e a Venezia sono parecchie, anche voci importanti, che dicono non c'è più nulla da fare, guardate che il tempo è scaduto, la cittadinanza veneziana sta per superare la soglia delle 50.000, è un processo irreversibile, non c'è più nulla da fare. Venezia va solo accompagnata in questa sua lentissima decadenza, che non è più lenta, come vedete, è anzi molto veloce. Ecco, io non ho condiviso questa impostazione e nessuno di noi l'ha condivisa, semplicemente perché non è vera, è falsa. Se noi ci guardiamo intorno con gli strumenti che abbiamo a disposizione, vediamo che viviamo un secolo molto complicato. È inutile che vi dica perché. Il XXI secolo è un secolo complicato. La pandemia, l'Afghanistan, tutti elementi che ci danno l'idea di un secolo molto complesso. Però per Venezia questo secolo, per la prima volta dopo tantissimo tempo, non solo è fonte di preoccupazioni, di complessità, ma offre delle opportunità straordinarie. Voi direte, ma com'è possibile questo? Guardate, vi fatto il discorso ovviamente va fatto in maniera un po' più approfondita di quella che io vi sto facendo, ma pensate per esempio al telelavoro, che spazi che apre per questa città, straordinari. Guardate che oramai la gente va in giro, va anche in vacanza e lavora in vacanza. Allora perché non può venire a Venezia a lavorare magari determinati settori qualificati, creativi, che ne so, o cose del genere? Capite? Si aprono spazi molto importanti, ma pensate al modo in cui vivete voi veneziani. Ora, anni fa si diceva che Venezia era incompatibile con la modernità, perché non c'erano le macchine, non c'erano gli autobus, non c'erano i taxi. Oggi Venezia ha tutti quegli elementi che tutti cercano di realizzare. Andare a piedi, non avere gli ascensori. Ricordate, gli americani hanno fatto una campagna, non usate gli ascensori, andate a piedi. I veneziani non usano gli ascensori perché ce ne sono pochissimi. Ecco, tutte queste opportunità sono oggi presenti in questa città, presenti nel presente e nel futuro di questa città. E guardando i campielli veneziani, possiamo pensare che questi campelli dovranno ritornare a essere, potrebbero ritornare ad essere campelli altrettanto vivi, magari diversi. Ecco, e con questo io vorrei dire che se questo vuol dire, se può essere un errore non vedere quanto sta succedendo, no? Può essere un errore anche grave, ma è una colpa gravissima non cogliere queste opportunità. Una colpa che credo non potrà essere perdonata, perché se noi stiamo fermi, non facciamo nulla, non è che non succede nulla. Tutto quello che vi sto raccontando ci arriverà addosso, ma in maniera totalmente negativa per noi, per la città. Va indirizzato nei luoghi, nei modi giusti, che poi non mi sembra neanche molto complicato sul piano teorico. No? Allora, io credo che anche questa sera, anche i campielli, anche il lavoro fatto da Giorgio Crovato, da Franco Mancuso e Franco Vianello Moro, che è un team eclettico, perché insomma sono molto diversi, però tutti molto veneziani, molto radicati in questa città, ci può far riflettere su questo. Cioè noi pensiamo al passato di questa città, straordinario, al presente, meraviglioso, cioè nelle sue pietre, nelle sue cose, ma dobbiamo pensare a come interpretare questo futuro.
ed è un qualcosa a cui noi non ci possiamo sottrarre, è il nostro dovere di veneziani, dovere di chi vuole interpretare la realtà in maniera consapevole, non lasciarsi travolgere. Ecco, questo mi ha fatto venire in mente questo libro, per questo sono molto lieto che questo libro sia oggi qui presente tra noi, anzi compratelo, faccio una piccola promo pubblicitaria, acquistatelo, è un libro bellissimo da consultare, da girare per Venezia come una specie di manuale. E vorrei però concludere ricordando una cosa. Voi sapete che ieri è mancato un veneziano, anche se non era veneziano, era un veneziano dell'adozione, Daniele Del Giudice, che era un personaggio straordinario, considerato uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, dell'epoca contemporanea. Ha lasciato dei libri straordinari, ha lasciato anche un ricordo incancellabile a Venezia con iniziative culturali mai più ripetute come Fondamenta. Insomma, un personaggio straordinario. Ecco, Daniele Del Giudice tempo fa disse una cosa che è in linea con quanto vi sto dicendo, lui l'ha detta prima di noi, l'ha detta in maniera quasi profetica, e con le sue parole vorrei chiudere, e per non interpretarle negativamente vi le leggerò. Io ero un grande amico di Daniele Del Giudice, per cui ricordo questo con grande soddisfazione e anche con un po' di commozione. Allora, Daniele Del Giudice, in tempi lontani, e quindi non oggi, disse questo, scrisse questo: «Continuo a credere che una città non sia soltanto le sue pietre, pure così importanti come le pietre di Venezia, ne possa essere soltanto la sua storia. Una città è la comunità che la abita, la comunità che la possiede, che ne ha cura, che ne custodisce la memoria e il significato, e quel significato pensa costantemente in modo aggiornato all'epoca e al presente». Io mi ritrovo in queste parole e con questo voglio concludere e augurarvi a tutti una buona permanenza, una buona serata all'Ateneo Veneto. Ecco, Daniele Del Giudice, a cui domani sera, tra l'altro, gli industriali daranno il premio Campiello alla carriera. Lui non ci sarebbe stato comunque, perché non sarebbe stato in grado di ritirare il premio, e gli industriali hanno voluto fare sapere che non sarà un premio commemorativo, ma proprio a uno scrittore vivo. Premio Campiello, parliamo di Campielli, ci risiamo sempre, quindi chiamiamo il fautore di questa iniziativa, Franco Vianello Moro, che è un personaggio molto conosciuto, tutti sanno che ha questa grande passione per la macchina fotografica. Ha fatto un libro interessante, ma anche degli scatti molto interessanti, perché sono particolari, però deve spiegarcelo lui, perché sono capacità tecniche che sa solo lui. Buonasera. Volevo iniziare da dei ringraziamenti, innanzitutto al Presidente Scarante con le sue parole e con la sua, col suo calore con il quale ha presentato questa iniziativa. Devo dire che l'Ateneo Veneto per noi è stato non soltanto un luogo di ospitalità, ma è stato anche una forma di collaborazione molto intensa. E devo sottolineare in questo il contributo che hanno offerto le persone che lavorano nello staff dell'Ateneo Veneto. Loro sono stati per noi davvero un punto di appoggio e un punto di ancoraggio per sviluppare alcune iniziative che hanno poi consentito di arrivare all'obiettivo, che è quello appunto di diffondere questa iniziativa, di farla conoscere, e speriamo di dargli anche un seguito. E quindi grazie a tutto l'Ateneo Veneto e a tutto il suo staff. Volevo ringraziare anche l'Hotel Giorgione. L'Hotel Giorgione è la famiglia che lo conduce, è una famiglia veneziana da sempre, che ha sponsorizzato la mostra. Senza il contributo dell'Hotel Giorgione la mostra non avrebbe avuto concretizzazione. Non è una sponsorizzazione banale o normale. La sensibilità della famiglia si coniuga con la loro grandissima disponibilità e con un'altra cosa assolutamente vitale, che è un po' in sintonia con quello che diceva il dottor Scarante qualche minuto fa: una visione illuminata del ruolo imprenditoriale in città, perché
non è normale trovare dei imprenditori locali che non sfruttino beceramente la città per tutte le potenzialità che questa offre, ma che diventino parte attiva. Parte attiva vuol dire anche riversare sulla città e sulle sue iniziative una parte delle risorse economiche, e devo dire che di questo va dato assolutamente atto e ringraziamento speciale all'Hotel Giorgione. Va bene, proviamo a dire alcune cose. È un senso di orgoglio personale di essere qui, perché questo luogo è un luogo speciale, lo è da tantissimi punti di vista, lo è perché è una delle più importanti istituzioni culturali della città, lo è da sempre, lo è almeno da due secoli, la sua storia, le persone che l'hanno frequentato, i dibattiti che queste sedi hanno ospitato nel passato, ma anche nella contemporaneità, le discussioni, la produzione culturale, la sua atmosfera. Quindi è un senso di orgoglio davvero essere in queste sale a presentare quest'opera. È anche un po' di senso di soggezione. Alle mie spalle c'è uno dei più grandi maestri della pittura veneziana. Tintoretto rappresentava l'Assunta con San Girolamo, ed è qui dietro, e noi stiamo a parlare di immagini. Un po' di soggezione, permettetemi di averla onestamente rispetto a questo. Vabbè, provo invece a raccontare il come nasce questo libro, perché credo che appunto forse valga la pena fare un breve excursus. Nasce grosso modo, l'idea almeno nasce nel 2017, attorno in quell'anno lì più o meno, quando stavo preparando un altro progetto che non ha ancora visto la luce, ma che speriamo possa vederla a breve. Un progetto che ancora una volta teneva insieme immagini e racconto, un progetto sul Novecento veneziano, perché poi la città, come diceva Dodo Scarante, è una città che è in continua evoluzione. Il Novecento l'ha trasformata in maniera radicale, prima ancora l'Ottocento, ma poi il Novecento, che è largamente inesplorato, anche quello ha prodotto diciamo tutta la parte cosiddetta moderna e contemporanea della città. Stavo facendo questo lavoro insieme a Carlo Rubini, che è qui in sala e che era reduce dalla pubblicazione di un bellissimo libro che è Venezia nel secolo breve, e che mi aveva un po' ispirato, e andando in giro per raccogliere le immagini relative a quel progetto mi rendevo conto di come questi spazi, che appunto sono i campielli, fossero i più inusuali da una parte, i meno esplorati dall'altra, e sconosciuti per un veneziano che ha 70 anni e che vive a Venezia da sempre. Cioè io mi sono ritrovato in alcuni posti che non avevo mai visto nella mia vita. E allora nasce quest'idea, nasce questo progetto, nasce di cercare di riuscire a mettere insieme appunto i campielli. La peculiarità del campiello è una peculiarità del tutto veneziana. Venezia è famosa per i suoi campi, l'unica piazza è Piazza San Marco, i suoi campi, ma i campi non sono un'esclusiva di Venezia, anche nella toponomastica. Campo dei Fiori, Campo Marte, ce n'è in giro per l'Italia senza problemi. Per i suoi canali sicuramente sì, si chiamano Rii, l'unico canale è il canale grande o il canale della Giudecca, tutti gli altri sono Rii, ma i Rii sono i rivi e di Venezie nel mondo che vogliono imitarla perché posseggono una rete di canali, ce n'è non dico un'infinità, ma ce n'è parecchie, insomma. Amsterdam è la più declamata. Per i suoi ponti, anche no, nel senso che sì, i ponti veneziani hanno una loro tipicità, però nel mondo il ponte è da sempre un elemento di congiunzione, un elemento architettonico, un elemento costruttivo che lo si trova dovunque. Campielli non ce ne sono, o meglio, ci sono solo a Venezia. Il toponimo Campiello trova riscontro solo a Venezia.
E da qui insomma è partita una ricerca anche, perché non è stato facile, perché pensate che il Lorenzetti, che è una delle guide più rinomate, più famose, più citate, pur essendo una guida datata, ne censisce più o meno una cinquantina. Visitando solo quei primi 50 me ne sono venuti fuori 100, cioè facendo solo il giro per andare a verificare i 50 citati da Lorenzetti me ne sono venuti fuori 100. E da lì poi un lavoro di confronto con lo stradario ufficiale, con la guida Canali, Ponti e Campielli di Venezia, che è una guida anche quella storica molto utilizzata, perché matcha l'anagrafico con la localizzazione, per cui è anche una guida proprio utile per ritrovare i posti. Alla fine ne avevamo messi insieme 180, ma non bastava perché poi anche non citati dallo stradario piuttosto che dalla guida, andando in giro a riprenderli, a fotografarli, ne sono saltati fuori degli altri, e poi non sono bastati ancora, perché l'editore dice ma se facciamo tutti quelli di Venezia, perché non facciamo anche quelli di Murano? E perché se non facciamo quelli di Murano facciamo anche quelli di Burano? E poi scopri che ce n'è anche a Pellestrina, ce n'è solo 3, però ci sono. E poi scopri che a Malamocco, assolutamente, ammetto la mia totale ignoranza, ce n'è uno anche a Malamocco. E quindi alla fine sono venuti fuori 217 campielli. 217 è un numero perché li ho rappresentati tutti. 217 sono tutti dentro il libro. Anche qui abbiamo utilizzato un criterio perché non era facile, perché rischiava di venire un lavoro un po' piatto, un po' scontato se volete, e invece devo dire che ho avuto anche qui uno stimolo importante. Roberta Orio, che forse qualcuno di voi conosce, è una fotografa professionista veneziana da sempre, anche lei, insomma, radicata nella città, veramente una bravissima fotografa, che tra l'altro mi aveva già assistito in quella mostra che avevo fatto l'anno scorso sulla Venezia durante il lockdown, alla chiesetta alla Scoletta di Campo Labragora. Abbiamo ragionato insieme e mi ha dato lo spunto, e lo spunto è quello che potete vedere in mostra o che trovate nel libro. Sono dei 217, 61 scatti sono scatti multipli, in successione meglio diciamo, e poi montati in laboratorio, in maniera da dare una visione la più ampia possibile, panoramica, senza eccessive distorsioni portate all'eccesso dalla ripresa normalmente fotografica panoramica. E gli altri sono 157 scatti unici. Dei 61 ne abbiamo ricavati 10, uno per Sestiere e uno per Isola, e sono le fotografie in formato gigante, 2 metri per 60, che sono esposte nella sala Tommaseo di là. E quindi è stato un lavoro paziente, un lavoro lungo, un lavoro assolutamente anche divertente, come diceva Silva prima, ma divertente nel senso positivo della parola, nel senso che abbiamo costruito un qualcosa, insomma, insieme a Franco Mancuso, insieme a Giorgio, ma anche insieme all'editore, che giorno dopo giorno alzava l'asticella delle sue pretese, ma giustamente, insomma, per cercare di ottenere un risultato il più largo possibile, il più interessante possibile. E il perché nasce perché appunto nella vastissima bibliografia veneziana avevo verificato, non da solo ma facendomi aiutare anche da qualche amico molto, molto addentro, non esisteva una raccolta organica di tutti i campielli. Paradossalmente io dico, perché è appunto il toponimo, il luogo, per come diceva il dottor Scarante prima, ha rappresentato e rappresenta ancora un luogo specifico della socialità veneziana, e che non fosse stato fatto un lavoro di catalogazione e di rendicontazione
mi ha un po' sorpreso, ma nello stesso tempo mi ha aperto una porta, nel senso di dire è un'opportunità, vale la pena di sfruttarla. E quindi il lavoro fotografico è un lavoro di catalogazione, non ha un'ispirazione artistica, lo dico in maniera molto esplicita, insomma, senza infingimenti, ma ha il valore di rappresentarli tutti, almeno pensiamo che a questo punto siano davvero tutti. Se poi magari ce n'è scappato uno o due, vabbè, vedremo, insomma. Ma nasce per un'altra ragione. Io adesso immagino che tutti conosciate la storia della lampada di Aladino, no? Una delle storie più famose e più frequentate delle Mille e una notte. Beh, io ho trovato la lampada, nel senso che, e ho trovato il genio più che la lampada, insieme alla lampada ho trovato il genio. Nel senso che quando l'ho pensato io ero da solo ancora, poi mi sono trovato con Giorgio, appunto, e con Giorgio abbiamo cominciato a buttare giù un'idea generale e a cominciare a lavorare attorno a quella. Però con Giorgio io dicevo, ma sai Giorgio, mi piacerebbe riuscire a trovare anche una persona che oltre a te, che sei uno storico, che hai una profonda conoscenza delle cose veneziane, che puoi appunto aiutarmi a raccontare quello che c'è attorno alla storia dei Campielli, mi piacerebbe che ci fosse una persona con una grande competenza che racconti la storia urbanistica dei Campielli. Mezza giornata dopo, telefonata, ci troviamo col professor Franco Mancuso, che io conoscevo di nome e di fama, ma non conoscevo di persona. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e siamo diventati amici. Siamo insieme noi tre, cominciamo a lavorare, mettiamo giù un brogliaccio, un'idea, ognuno di noi porta il suo contributo e diciamo, vabbè, però dice, sta roba qui servirebbe un editore, perché altrimenti questo lavoro rimane monco. E serve un editore. Mezza giornata dopo, telefonata di Giorgio, ho trovato l'editore. Bene, e l'editore era Giovanni Di Stefano di Supernova, il quale, aneddoto, alla telefonata di Giorgio che gli dice Giovanni, perché lo conoscevano da prima, Giovanni, guarda che ho un progetto da proporti, Campielli veneziani, lo pubblico senza aver visto niente, letteralmente niente. Aveva già deciso che era un'opportunità e un'occasione per lui. Terzo desiderio, cioè, ma bisognerebbe fare la mostra. Giorgio costa schei. Va bene, mezza giornata dopo, telefonata, ho trovato lo sponsor. Io ho trovato il genio della lampada, Giorgio Crovato. Dopo tutti questi ringraziamenti, l'ultimo ringraziamento a tutti voi che siete venuti qui stasera e mi avete fatto l'onore di essere presenti. Grazie ancora. Allora, oltre a essere il genio della lampada, allora Giorgio è anche uno storico che si è sempre occupato di storia di Venezia, però che questa volta ha voluto andare anche al di là del ponte, e questa è una cosa che ci deve raccontare lui, perché a furia di cercare Campielli è arrivato anche a Mestre. Giorgio Crovato. No, è veramente, grazie per il genio della lampada, non me l'aspettavo. No, è veramente una storia di amici, perché appena ho accennato, ma anche l'amico Giampaolo Scarante, abbiamo detto nell'ambito di Aspettando la regata, perché questo è un evento che facciamo tutti gli anni, l'anno scorso con Rossini, 2 anni fa con i regatanti, il presidente ha detto subito sì, e d'altronde Campielli e regata la abbini subito alla città di Venezia. Io non volevo dilungarmi più di tanto, i ringraziamenti li abbiamo già fatti e veramente ringrazio tutti. Volevo accennare solo a quello che diceva Franco. È vero, c'è stato solo Lorenzetti un secolo fa che ha accennato ai Campielli, ma prima nella diaristica o nelle guide fatte nel Settecento, nell'Ottocento, veramente non sono mai accennati ai Campielli. Dobbiamo ringraziare un certo Goldoni,
che a un certo momento ha tirato fuori, che ha valorizzato il Campiello, questa parte speciale di Venezia, dedicandogli una commedia. Ancora di più valorizzato poi da Wolf-Ferrari con, tutti ci ricordiamo, no? Bondi, Caro Campiello, eccetera. E poi devo ricordare, ma l'ha già ricordato il Presidente, l'Associazione Industriali, che nel 1962 ha intitolato un premio prestigioso per Venezia, come originalità, eccetera, il Campiello. E che vuol dire tutto, vuol dire anche questo. E io ho finito, e però adesso devo prendermela un po' con l'autore. Lo so, no, perché mi piace fare anche il cattivello, no? Lui si è dimenticato un campiello. Si è dimenticato un campiello. Per fortuna si è ricordato di questo campiello un certo Canaletto. Non so se vi ricordate quella stampa di Canaletto che si vede il Canal Salso con le rive, con un campiello, che poi c'è un palazzo che poi è stato buttato giù per fare il coin, eccetera. Il Canal Salso è stato interrato più volte. Comunque quello è il Campiello delle Barche. La cosa più divertente è che Mestre poi diventa una città, eccetera, Campielli a Mestre, insomma siamo moderni, e diventa Piazza 27 Ottobre. La cosa che è più sorprendente è che i mestrini, ma Piazza Barche però. Grazie. E come diceva prima Franco Vianello Moro, la parte che riguarda l'urbanistica l'ha curata Franco Mancuso, professore, architetto, che ha voluto approfondire questi spazi pubblici minori di Venezia, che però forse non sono stati mai presi particolarmente in considerazione per quanto riguarda lo sviluppo di quella che è stata la nostra città, e adesso ce ne parla lui. Comincio anch'io con i ringraziamenti, oltre che l'Ateneo Veneto che ci ospita, a Franco, Vianello Moro e a Giorgio, che appunto, come ricordava Franco, sono venuti a trovarmi un giorno e mi hanno proposto di lavorare su questo argomento, e devo dire mi è parso un'occasione straordinaria per approfondire un tema legato alle caratteristiche peculiari di Venezia, che, come è stato detto anche prima, non era mai stato attentamente studiato né malamente osservato. Cioè, si sapeva che questa presenza c'è, perché la frequentiamo quotidianamente, ma senza mai avere riflettuto sufficientemente sulle ragioni per le quali a Venezia, e solo a Venezia e le isole abitate dalla laguna, ospita spazi urbani, spazi pubblici così importanti. Allora ci siamo messi al lavoro e insieme abbiamo costruito, o meglio, Franco aveva questo grande repertorio di immagini che è venuto arricchendo man mano che il lavoro proseguiva, e Giorgio ha analizzato un aspetto importante, importantissimo nella ricostruzione di questa vicenda, legato alla toponomastica, perché molti di questi campielli anzi la maggior parte ha perso le ragioni della propria origine, delle proprie funzioni, e queste ragioni sono però ritrovabili, rintracciabili nei nomi che hanno, che molto spesso ricordano, oltre che personaggi, funzioni e attività ospitate per le quali appunto erano stati immaginati. Detto questo, le domande che ci siamo fatti, che mi sono fatto anch'io, sono molte. Provo a riformularle e anche a tentare una risposta. Ma perché così tanti? 217, diciamo che se togliamo quelli delle isole, almeno 200 sono a Venezia. Non solo solamente i campielli, spazi così minuti e diffusi, perché c'è un'altra famiglia di spazi, di piccoli spazi veneziani, che è quello delle corti, che ha un'affinità molto, molto specifica e molto precisa con quella dei campielli. Talvolta le corti sono anche più grandi dei campielli. Ho citato un caso che, così perché ci abita mia figlia di vicino, alla Giudecca c'è un campiello che si chiama Campiello del Forno, e vicino c'è una corte che è la corte dei Cordami.
Beh, la corte dei Cordami è 10 volte più grande il campiello, quindi le corti non sono spazi minori, ma sono spazi più intimamente legati a funzioni specifiche, oppure, come dire, spazi più domestici, ecco, legati al fatto di dover raggiungere abitazioni semplici, abitazioni popolari, che si appunto addensavano intorno a questi spazi comuni. Ma perché così tanti e perché così diffusi? Perché qui bisognerebbe aprire una discussione e una rendicontazione, in un certo senso, delle ragioni del perché Venezia, perché la sua urbanistica. Ma basterà ricordare che Venezia nasce su un pugno di isole sabbiose, affacciate più o meno nell'area che sta intorno all'ansa di quello che sarebbe diventato il Canal Grande, separate da canali. I canali man mano si restringono, man mano che l'edificazione comincia a prendere corpo. Il tessuto urbanistico di queste isole, di queste insule, man mano si rafforza. Venezia non cresce in estensione, le espansioni in senso orizzontale, in un certo senso, sono recenti, sono della fine dell'Ottocento, la Marittima, lo ricordava prima Franco, e poi nel Novecento i quartieri popolari, Sant'Elena, ma per secoli Venezia rimane quella che è dal punto di vista topografico dell'estensione. Cresce, si rafforza, si infittisce fragorosamente, potremmo dire, proprio a partire dai confini, dai margini delle isole. I canali si restringono e Venezia stabilisce in un certo senso che non si debba estendere la città più di tanto, ma piuttosto la si debba infittire, ecco, addensare, ricostruendola continuamente, perché i materiali da costruzione sono rari e vengono da fuori, quindi c'è un processo continuo di rifacimento della città che porta appunto a questa densificazione. Bisogna entrarci però in questi spazi, bisogna percorrerli e da insula a insula per secoli si va per barca, ma poi si costruiscono ponti e il reticolo dei percorsi diventa un reticolo che si estende per tutta la città, penetra in tutti i recessi anche più reconditi e consente appunto agli abitanti di raggiungere le varie parti del terreno abitato e alle varie attività artigianali, commerciali, anche industriali, di localizzarsi nelle posizioni più opportune. Ecco, questa densificazione richiede evidentemente degli spazi, richiede dei percorsi. I percorsi dapprima rasentano i canali, sono le fondamenta, ma poi penetrano all'interno per raggiungere appunto gli spazi, gli edifici, gli spazi abitati. E questi percorsi, questo reticolo di percorsi, ha dei gangli che sono massimamente i campi come li consideriamo, ma i campi sono 40, ecco, i campi di Venezia. Però nei campielli, che sono 200 almeno quelli veneziani, i punti di apertura, di coagulo, i luoghi dove le persone si ritrovano, gli abitanti raggiungono le proprie abitazioni, gli artigiani i propri laboratori e così via. E gli abitanti sono tantissimi. Il Presidente prima ricordava l'impoverimento demografico di Venezia, ma Venezia è stata una città densissimamente abitata, è arrivata a contare a metà del Cinquecento fino a 190.000 abitanti. Ecco, voi pensate quindi alla densità di persone, la densità di case, la densità di attività che si svolgevano appunto in questi spazi comuni. Quindi spazi per entrare nelle case, per entrare nelle abitazioni, per ritrovarsi, per ospitare attività artigianali, tant'è che alcuni, non molti di questi campielli, come spiega bene Giorgio, hanno il nome della funzione artigianale, Campiello del Remer ed altri ancora, e spazi che talvolta danno anche accesso ai palazzi. È vero, i palazzi hanno l'accesso principale dal canale, massivamente dal Canal Grande, ma poi hanno anche un accesso da terra e questo accesso avviene attraverso una corte o un campiello che appunto consente di entrare nel reticolo dei percorsi. Ecco, quindi una situazione tipicamente insulare, in un certo senso, non si sarebbe potuto immaginare, non avrebbe avuto senso, ecco,
un reticolo siffatto in città che nate su suolo, in condizioni ambientali diverse da quelle di Venezia. E quindi questo è il senso appunto di questi spazi di incontro, spazi di accesso, in particolare di accesso alle abitazioni, di accesso alle attività artigianali, alle attività economiche, e spazi però concepiti per la vita comune. Una delle funzioni alle quali abbiamo riconosciuto, diciamo, un ruolo importante, ecco, nell'alimentare, proprio nel consentire la vita quotidiana degli abitanti di Venezia, è quella di ospitare un pozzo o più pozzi. Talvolta ci sono campielli che hanno fino a 3 pozzi. Il pozzo stava lì, certo c'erano i pozzi principali dei campi, i pozzi pubblici, ma c'erano i pozzi legati appunto alle persone che attingevano, che si approvvigionavano dell'acqua per le necessità quotidiane sotto casa. E i pozzi erano tantissimi. Ho ricordato anche nel testo un censimento del Comune di Venezia del 1850 che ne contava 180 di maggiori e 6.046 di minori. Ecco. Per ciascuno di questi nel 1850 era ancora presente la vera da pozzo. Oggi le vere si sono ridotte, come sapete, sono poco più di 2.000, c'è stata una vera e propria razzia nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento di vere che sono state smontate e vendute in giro per il mondo come testimonianza di una memoria veneziana, ma non possiamo dimenticare questa funzione, perché in un certo senso la rete dei campielli con le vasche per la raccolta dell'acqua era la rete idrica, è stata per secoli la rete idrica di Venezia. Venezia aveva potuto ospitare quel contingente così elevato di persone grazie al fatto che queste persone avevano l'acqua sotto casa e grazie al fatto che l'acqua sotto casa veniva prodotta, ecco, materialmente dai campielli, raccogliendo l'acqua piovana e poi consentendo agli abitanti di attingervi attraverso la vera. E non a caso alle vere da pozzo abbiamo dedicato e in particolare Franco con le sue foto ne mette in evidenza l'essenza e il ruolo importante. Ecco, questo è un po' il senso, diciamo, di questo lavoro e il contributo quindi che questa indagine dà alla conoscenza di una Venezia minore che è nota soprattutto per quando questo aggettivo è stato collocato nei confronti dell'architettura. Ricorderete tutto il libro di Egle Trincanato di tanti decenni fa, ma Venezia minore legata agli spazi minori forse non era stata indagata con altrettanta cura, e questo contributo in un certo senso si vuole porre con queste finalità. C'è un ultimo aspetto che vado veloce perché sennò vi rubo tutta la serata, mi piacerebbe molto, ne parliamo magari in un'altra circostanza. I campielli sono quelli di una volta, ma le loro funzioni sono cambiate, perché nel frattempo quel reticolo dei percorsi che consentiva appunto alle persone di distribuirsi e di raggiungere ogni parte della città ha subito un processo di gerarchizzazione quando è entrato in funzione il sistema dei trasporti pubblici, quando si sono costruiti e si sono realizzati i terminal di Piazzale Roma e della ferrovia. Alcuni percorsi sono diventati importanti, gli interventi urbanistici di quegli anni hanno addirittura talvolta approfittato dei campielli per creare dei percorsi nuovi per raggiungere il centro. Strada Nuova è una strada costruita anche utilizzando pezzi di campielli, e i campielli molti sono stati travolti da questo. Oggi sta succedendo qualcosa di simile, perché i nuovi terminal, in un certo senso, si pensi solo all'affollamento dei terminal turistici sulla riva degli Schiavoni per i turisti che vanno e vengono dalle spiagge, che poi penetrano in città, attraversano i campielli e naturalmente i campielli subiscono, diciamo, questa invadenza con la trasformazione radicale delle loro attività tradizionali, la scomparsa delle parti abitative e la sostituzione con commercio, ospitalità, ristorazione, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi è anche utile parlare di questo perché evidentemente la rappresentazione dei campielli che
fornisce appunto l'indagine di Franco, li restituisce per come sono oggi, ma bisogna anche tenere conto, vedendoli, che sono stati anche qualcosa di diverso nel tempo. Termino dicendo che per fornire ai lettori, ai cittadini, a coloro che sono interessati a questo aspetto della città, un ausilio, ecco, che consenta di capire maggiormente e con più efficacia il senso di questi spazi, sono state costruite delle mappe che localizzano i campielli uno per uno nella città e nelle isole, e per alcuni dei campielli sono state realizzate delle planimetrie che consentono di farci vedere la grandissima ricchezza di forme. Non c'è una forma del campiello, i campielli hanno le forme che si adattano alle condizioni del tessuto architettonico e urbanistico circostante. Quindi una grande ricchezza di forme legate alla presenza del canale o meno, della riva, dei ponti, dei sottoportici e così via. Una ricchezza straordinaria che questo libro tenta di ricostruire e di rendere, come dire, utilizzabile e visibile da parte di chi voglia occuparsi. Grazie per la vostra attenzione. Allora, questo era il libro. Dal libro alla mostra il passo è stato piuttosto breve perché, come dicevamo, una serie di fortunate coincidenze e poi c'è stato un regalo. Il regalo dell'Hotel Giorgione, della sua famiglia, che ci ha consentito veramente di fare questa mostra che c'è in Sala Tommaseo, che resta fino al 27 di settembre e che è visitabile dal lunedì al venerdì. Tra l'altro volevo anche dire che per chi viene a visitare la mostra il libro è venduto a cifra promozionale. L'Hotel Giorgione e la sua famiglia hanno una particolare sensibilità per quella che è l'arte. Non per niente adesso, in questi giorni, proprio l'hotel ospita un'altra mostra molto importante del pittore Milesi. Però vorrei che ve lo spiegasse Jacopo Zanon, che è con noi e che è dell'Hotel Giorgione. Prego. Buonasera a tutti, inizio anch'io ringraziando i presenti, ringraziando l'Ateneo che ha patrocinato questa interessante iniziativa, ovviamente gli autori dell'opera, in particolare l'amico Giorgio che ci ha permesso di concretizzare un'idea, ed è qui che appunto volevo ringraziare la famiglia Dolcetti e Pasotto, proprietari dell'Hotel Giorgione, perché hanno da subito sposato questa idea, un'idea che girava un po' nell'aria, ma ha avuto un'accelerazione con l'acqua alta del 2019. Tutti ricorderanno questo evento, un evento drammatico per la città, un evento che ha gettato l'economia della città nel panico. E questo ha portato a una serie di riflessioni. La prima riflessione importante era che forse avevamo costruito un'economia fragile, un'economia che era basata unicamente sul turismo. E quindi un'economia così sensibile a eventi di questo tipo e anche a tutta quella pubblicità negativa che si era generata in quei giorni. Io ricordo di aver parlato con delle persone all'estero, ma non di paesi lontani, tedeschi, che mi chiedevano se si riusciva a camminare in città, che non avevano chiaro il concetto che l'acqua alta è un evento ciclico che va e viene. Loro erano convinti che la città fosse distrutta, impossibile da visitare e quindi questo ci ha spinto un po' a riflettere sul fatto che molto probabilmente c'era stato un impoverimento di quello che era il tessuto economico della città. Alcune scelte non erano probabilmente state corrette, non avevano avuto una giusta visione e ci ha spinto anche a chiederci noi come operatori nel settore turistico, perché l'Hotel Giorgione opera nel settore turistico, cosa avremmo potuto fare per entrare nuovamente a far parte del tessuto sociale e culturale della città. Non volevamo essere semplicemente un attore economico che sfrutta la città e una volta che ha raggiunto il suo obiettivo
è tranquillo e se le condizioni ambientali non consentono questo obiettivo si lamenta. E allora abbiamo pensato che fosse importante aprirsi alla città, cercare di sponsorizzare delle iniziative culturali, ovviamente commisurate a quelle che potevano essere le nostre risorse. Abbiamo iniziato con delle piccole mostre, ma il concetto fondamentale era che volevamo che la città o chiunque visitasse la città potesse avere libero accesso a queste mostre. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi da una prima mostra che abbiamo fatto una mostra molto semplice sul presepe napoletano, avevamo un artigiano che si occupava di queste cose, abbiamo fatto dei manifestini come si facevano una volta in giro per la città, siamo rimasti colpiti per la risposta delle persone, abbiamo avuto tantissimi visitatori, sono venute delle scuole a vedere, una cosa incredibile, quindi abbiamo capito che era semplicemente, mancava la volontà di condividere queste cose, perché la risposta ci sarebbe stata e quindi abbiamo pensato come organizzare una serie di mostre, appunto come hanno detto prima abbiamo una mostra in corso adesso su alcuni pittori dell'800-900 con ritratti di famiglia e ritratti di paesaggi della città e ci siamo messi alla ricerca di proposte in sostanza. Ovviamente Giorgio che abita vicino a noi, ci vediamo quasi giornalmente, è stato uno degli interlocutori privilegiati, nel senso che conoscendo la sua passione subito ho detto se hai qualcosa da portare e quindi quando ci ha proposto questa iniziativa ci è sembrata una bellissima cosa perché appunto noi crediamo fermamente che gli attori economici di una realtà debbano convivere e come dire, aiutare, fare parte del tessuto culturale della città. Venezia e l'Italia stessa è un concentrato di capolavori che sono stati possibili anche per la potenza economica che ha avuto sia Venezia che l'Italia e perché gli attori economici di quel tempo hanno sempre cercato di investire nella bellezza. Grazie ancora. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui questa sera e allora o ci rivediamo in Campiello o ci rivediamo all'Ateneo. Io penso che ci rivediamo all'Ateneo magari. Grazie e buona serata.